Oggi missione costine. Siamo in una ribseria da Sante Ribs qua a Via Merliani. Non vedo l'ora di mangiare, voi non avete idea. Godiamoci il posto perché mi ricorda tantissimo un diner americano. Missione costine, ragazzi, andiamo. Abbiamo preso due menù. Questo è il primo ed è il mio l'Indian Curry, che secondo me è super goloso, a parte che il curry ti arriva proprio fortissimo al naso. Ribs glassate con yogurt al curry e chutney al mango. Poi solitamente, avendo preso il menù, ci dovrebbe essere l'insalata Bel Puri, che però non era disponibile, e allora ci hanno fatto queste varie polpettine di ribs super carucce. Questa e anche questa. In più con il menù viene anche la porzione di patatine e la bibita. E qui invece c'è del pane, questo è pane imburrato, super goloso, molto stile diner americano in pratica. Quindi secondo me top. Il secondo menù che abbiamo preso invece è il Bacon Jam, che è il più classico, diciamo, tra i due, che ha le ribs glassate con salsa barbecue al miele, bourbon e bacon croccante. Poi ha quest'insalatina che mi stuzzica tantissimo, che è un'insalatina di fagioli, mais, bacon croccante e pomodorini. Super golosina. Guarda, guarda, wow, adoro. Anche qui porzione di patatine e poi pane tostato imburrato che mi fa impazzire. E io direi che iniziamo già a mangiare perché c'è una fame assurda. Iniziamo con quelle al bacon e con la glassa al barbecue, che sono super curiosa di vedere come sono. Allora, è come ho visto nei video, ovvero che la carne si scioglie. Guarda come viene via dall'osso, guarda l'osso, cioè è proprio andata via. Godo così non lo devo mangiucchiare perché io ho la fobia delle ossa della carne. Io però vado subito a provarla perché qua secondo me è devastante. Bagno per benino dentro alla salsetta. Fate l'osso, devastante. Cioè, la carne è tenerissima, poi tutti i condimenti sopra sono spaziali. Cioè, il bacon è bello croccantino, questo qua, buonissimo, ma la glassatura è qualcosa di eccezionale. Il sughettino è spaziale. Cioè ti dà proprio, è molto speziato, veramente tanto, ma è buonissimo, si scioglie la carne, raga, è una cosa assurda. Non le ho mai mangiate così morbide. Queste sono buonissime. Chiamiamo pure una di queste polpettine. Impazzisco, raga, non potete capire. Che ci sta dentro? Sono sempre ribs, però non capisco che spezie ci siano dentro, ma sono buonissime perché fuori sono estremamente croccanti e dentro invece sono speziatissime, ma è buonissima. È un po' più asciutta, però si scioglie in bocca. Andiamo con il secondo, che è quello al curry che ho ordinato io. Sono super curiosa di provarlo perché i sapori sono sempre belli intensi, quelli del curry. Pure questa se ne viene, ma cioè zoom, guarda che meraviglia.
cioè meraviglioso. Una botta di curry assurda, buonissimo, super spezzato, mi ricorda proprio quando mangi indiano, buono, 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 poi è sofficissimo dentro, io non so come le fanno, come riescono a farle così morbide, ma cioè, non sembra vero, ve lo giuro. E tra l'altro sono straveloci a servire, non ci mettono letteralmente niente. Un posto che è aperto da circa 5-6 mesi forse. Se continuano così a livello di qualità, secondo me è top, perché sta carne si scioglie in bocca, è qualcosa di pauroso. Buonissimo. Pickle cheese nuggets. Ragazzi, penso che questa possa essere una delle cose più buone che io mangerò. I pickle sarebbero i cetrioli, insomma, sono uno dei miei alimenti preferiti. Io impazzisco. E vai, io credo in voi, io credo in voi. Devastanti. Ma è buonissimo. Cioè sento questi cetrioli che proprio stanno navigando in questa salsettina, ma buonissimo. Impazzisco. Vabbè raga, penso che questo sia il posto in cui verrò a mangiare una volta a settimana praticamente. Proviamo anche queste qua. Vediamo cosa sono. Ah, attenzione, perché queste potrebbero essere piccantine, però io le provo lo stesso per la scienza. C'è qualcosa tipo stile curry secondo me, eh? Vado però. Questo è piccantino. Però vi dirò, non eccessivamente, sarà jalapeno, queste cose qua, però poco, vedi? Lo vedi qua? Sta qua un pochettino, però buono, cioè ti dà quella sensazione di freschezza, però cioè, mi piace. Siamo alla resa del conto. Volete sapere quanto ho pagato? Ragazzi, per 2 menù completi, quindi con ribs, patatine, contorno e bevanda, in totale per 2 persone abbiamo speso 38 euro. 38 tondi tondi. In più l'acqua che abbiamo preso dopo, 2 euro in più, comunque 40 euro. Dove il bacon jam combo costa 20 euro il menù e l'Indian curry combo costa 18 euro. Se posso dire la verità, secondo me è un prezzo abbastanza onesto, nel senso che le ribs sono eccezionali, cioè con tutto il bene ci avrei speso anche di più probabilmente se sapendo che sono così buone, così tenere e saporite. Il posto è carinissimo, cioè è super, mi ricorda tantissimo proprio un diner proprio stile americano, è super carino e poi ti dà belle vibes, pure la musichetta in sottofondo che sicuramente adesso sentirete tutti quanti. Il cibo è veramente buono. Sono quasi tentata, ero quasi tentata da voler provare anche le extra fire, che erano quelle super iper piccanti, ma magari probabilmente ci potremmo fare una challenge successivamente. Onestamente sono rimasta contenta.
secondo te il prezzo è troppo alto, troppo basso? Fammelo sapere qua nei commenti. A me è piaciuto tutto moltissimo, anzi ti dirò, c'è ancora spazio per mangiarne altre, però preferisco evitare, altrimenti esco da qua rotolando. E secondo me come voto in generale gli darei veramente un 7,5, 8 meno, pieno, perché non lo so, è stato divertente, inaspettato tra l'altro, non conoscevo per niente questo posto, mi è stato consigliato nei DM su Instagram, quindi se avete qualche posto da consigliarmi fatemelo sapere. E ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciare un bel like a questo video se siete arrivati fino a qui e noi ci vediamo alla prossima, grazie mille, ciao belli!